È terminata con il risultato di 3-2 questa sfida tra CUS Palermo e Atletico Monreale. Siamo qui con Lo Piparo. Complimenti per l'ottima prestazione, sei stato autore appunto hai tenuto appunto a galla la tua squadra dopo un'ottima partita, complimenti, nel finale di gara. Vuoi raccontarci le emozioni appunto che hai vissuto in questa partita? Allora, è stata una partita combattuta, in questa categoria purtroppo non bisogna sottovalutare nessuno. Il ci insegna il calcio a 5 che fino all'ultimo minuto, come abbiamo visto, potevamo pareggiare la partita fino all'ultimo secondo, quindi bisogna tenere sempre alta la concentrazione per tutti i 40 minuti. Ti chiedo quanto appunto è importante questa vittoria dal punto di vista morale, più che altro. Il CUS vanta di 4 vittorie consecutive, 5 totali, 2 pareggi. Beh, insomma, possiamo dire che siete incanalati verso grandi obiettivi quest'anno. Sì, no, stiamo facendo bene, dobbiamo ancora migliorare qualcosina, diciamo, per diventare una squadra abbastanza completa, quindi ce la metteremo tutta. Siamo qui con Nicola Giannola, autore di una doppietta oggi, complimenti, che prestazione Nicola. Ti chiedo come ti trovi quest'anno con la nuova società, la nuova squadra, i tuoi compagni, raccontaci un po'. No, ci troviamo tutti molto bene, naturalmente veniamo da una squadra formata da più gruppi e quindi appunto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento lo stiamo uscendo piano piano fuori. Il CUS il primo tempo appunto c'è un po' di rammarico nel primo tempo perché abbiamo visto molto possesso palla, l'avete preparata anche così la partita, molto possesso, una squadra che non molla mai, almeno io dalla tribuna ho visto questo. Il primo tempo un po' di rammarico, un po' di amarezza per le occasioni sprecate. Il secondo tempo invece siete incanalati appunto verso gol, verso prestazioni migliori rispetto al primo. Complimenti per l'ottima prestazione. Sì, no, purtroppo già non è la prima partita dove sbagliamo l'approccio alla gara, magari non so, stiamo lavorando appunto sotto questo punto di vista. Naturalmente per le occasioni sbagliate è normale che c'è del rammarico, personalmente appunto ho mangiato 2 occasioni che potevamo chiudere subito la partita, sia nel 3-2 che appunto nel 4-2 e non rischiavamo così tanto fino all'ultimo secondo. Prossimo turno, guardando appunto al prossimo turno, il CUS Palermo si scontrerà contro il Sant'Isidoro Bagheria. Che partita vi aspettate in settimana? Come la volete preparare per fare un'ottima prestazione anche la prossima gara? Come ha detto già Ciccio precedentemente, non è semplice affrontare, ogni partita ha la sua storia. Naturalmente sì, siamo il CUS e quindi gli avversari giocano sempre con gli occhi al sangue. In questo campionato è normale, non bisogna sottovalutare nessuna squadra, quindi che sia Sant'Isidoro che sia un'altra squadra, noi l'affrontiamo sempre, cerchiamo di affrontarla sempre nei migliori dei modi.